Euroregione News. Nei suoni dei luoghi, domenica 15 luglio alle 21 a Turiacco in provincia di Gorizia. La recente esibizione dal vivo nel Castello di Udine presso il Salone del Parlamento del 22 giugno scorso è stata un successo strepitoso davanti a una platea interessata e partecipante che ha applaudito con veemenza le belle interpretazioni dell'orchestra codroipese. Per l'orchestra Plettro Città di Codroipo ora si tratta di un tour de force prima della pausa estiva. Dopo il concerto di Turiacco in Piazza Libertà domenica 15 luglio, lunedì 16 saranno a Cividale del Friuli per partecipare allo spettacolo Artisti, attori e musicisti per il progetto Autismo FVG in Piazza Duomo, mentre il giorno successivo, martedì 17 luglio a Codroipo, ci sarà il Festival della Musica per la Musica in Piazza Garibaldi sempre alle 21. Il prossimo appuntamento con la rassegna internazionale nei suoni dei luoghi sarà invece a Pradamano, Udine, con Corazón de Tango e Tango Fatal, mercoledì 18 luglio alle 21 per una serata con le calde atmosfere dell'etno tango. Da Turiacco, Gorizia, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.